Oggi voglio parlarvi di questo. In realtà oggi voglio parlarvi di questo. Sì, voglio parlarvi di questo libro intitolato Favole al telefono di Gianni Rodari. Gianni Rodari, due note sull'autore, è un noto scrittore, giornalista e pedagogo. Nato nel 1920 e morto alla sola età di 60 anni, morto nel 1980. Perché voglio parlarvi di questo libro? Perché questa è la storia di un commesso viaggiatore che, essendo fuori e in giro per l'Italia per lavoro, per restare vicino alla figlia, ogni sera la chiamava al telefono e raccontava una storia, raccontava una favola. Quindi piccoli racconti, però quotidianamente, che rappresentavano il legame con la famiglia, rappresentavano il legame con la figlia. E trovo che la modalità dei piccoli racconti sia perfetta anche per le nostre vacanze. Infatti, un racconto ogni giorno può essere facilmente accessibile e anche affrontabile da coloro che magari si spaventano un po' all'idea della lettura di un grande volume. Se volete, il consiglio di questo mese è quindi avvicinarsi al mondo delle favole grazie a Gianni Rodari, e lo potete fare anche qui a Val Grande trovando questo volume nella nostra libreria.